Doveva essere la settimana della svolta, invece il governo prende tempo, nuovo ultimatum di Darei 5 Stelle, la pretendiamo a Verona, Salvini certifica lo slittamento sicuramente entro l'anno. Nei giorni del summit di Papa Francesco contro la pedofilia, la confessione shock su Facebook di un parroco montebellunese, anch'io violentato da ragazzino, il racconto di un dramma che ha cambiato la vita al sacerdote. Inchiesta sulla camorra, Mirko Mestre, primo cittadino di Eraclea in carcere, sceglie di parlare e nega il voto di scambio con la malavita organizzata. Tragedia a Moriago della Battaglia, 52enne muore nell'incendio divampato nella sua camera da letto, forse una sigaretta lasciata accesa, la causa del rogo. Omicidio di Marghera, non si dà pace il 43enne che ha sgozzato la moglie senza un apparente motivo, ancora increduli amici e conoscenti della coppia, seguita dal centro di salute mentale. La crisi del comune di Rovigo e la caduta del sindaco Bergamino, lunedì Consiglio nazionale della Lega che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti dei consiglieri del Carroccio che si sono dimessi. Era vittima di pesante bullismo ma si è riscattata con la break dance diventando una campionessa, 19enne trevigiana sarà premiata dal presidente Mattarella, con lei anche i bimbi di Baone che si vaccinarono per proteggere un compagno di classe immunodepresso. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3, in attesa di affrontare il tema autonomia. Partiamo con questa edizione dalla cronaca e parliamo del post su Facebook pubblicato da un parroco del Montebellunese, siamo dunque nel Trevigiano. Sono stato molestato sessualmente a 11 anni da una persona laica che frequentava la parrocchia. Inizia così il drammatico racconto di Don Giovanni Gatto, originario di Biadone ma parroco in questo momento in provincia dell'Aquila. Un fiume di parole, uno sfogo liberatorio che Don Giovanni Gatto ha voluto rendere pubblico. Sono stato molestato sessualmente a 11 anni ed ha lasciato a Facebook la confessione del suo segreto. Parla con il cuore in mano, spezzato da un dramma che lo ha segnato per tutta la vita. Ho deciso ora, ci racconta al telefono, perché in occasione del summit aperto da Papa Francesco contro la pedofilia ho sentito la testimonianza di un altro parroco che dopo anni è riuscito a raccontare di essere stato vittima di un abuso sessuale da parte di un religioso. Don Giovanni ci racconta che lui invece è stato attirato in casa da un uomo laico che frequentava la parrocchia e qui violentato. Io questa persona comunque l'ho perdonata perché il Vangelo ci insegna a perdonare, ma non la posso vedere non per cattiveria, perché se la rivedo mi si riapre quella ferita tremenda interiore di quello che è successo quando ero in prima media. Persona che ha tentato di ricontattare il parroco poco tempo fa e Don Giovanni ci dice: non ho voluto vederlo. Gli ho mandato poi un messaggio dicendogli che la sua presenza per me non era gradita, non per cattiveria ma perché per la mia salute psicofisica, interiore, affettiva non volevo rivederlo. Gli ho mandato un messaggio scrivendogli: ma non ti ricordi quello che mi hai combinato tanti anni fa, che mi hai molestato? E lui manco mi ha risposto. Non facciamo di tutto un'erba un fascio, dice Don Giovanni. Ho raccolto delle confidenze di alcune vittime, non tante, di alcune vittime, sia di laici che anche di preti. E una cosa che voglio chiarire e mettere in evidenza, che non bisogna fare di ogni erba un fascio, cioè non bisogna dire un prete pedofilo, quel prete è pedofilo, allora tutti i preti sono pedofili. No, basta. Il Papa vuole dirci anche questo, il Papa. I pedofili sanno di essere protetti dalla paura e dal silenzio delle piccole vittime, ma queste testimonianze devono servire a combattere questo fenomeno che lascia ferite indelebili, soprattutto fra i più piccoli. Io piango quando sento di bambini che vengono abusati. E ora torniamo sul caso Camorra in Veneto. Interrogato davanti al GIP si difende il sindaco di Eraclea: non ho mai fatto alcun accordo con i casalesi, così Mirko Mestre. Sentiamo i particolari. Nessun accordo per lo scambio di voti con la costola del clan dei Casalese d'Eraclea, così il sindaco dell'omonima località, Mirko Mestre, sentito ieri mattina davanti al GIP di Udine, Matteo Carlisi, che lo ha interrogato per rogatoria. Mestre, di professione avvocato in carcere a Tolmezzo, in Friuli, è accusato dell'articolo 416 ter, ovvero lo scambio elettorale politico-mafioso.
Secondo l'indagine del sostituto procuratore Roberto Terzo, l'accusa tra l'allora candidato sindaco Mestre Luciano Donadio, boss locale dei Casalesi, con l'intermediazione di Emanuele Zamuner, prevedeva un centinaio di voti garantiti in cambio del via libera a costruire una centrale a biogas a Stretti di Raclea. Il 5 giugno 2016 Mestre veniva eletto sindaco per 81 voti sull'avversario Giorgio Talon. Difeso dall'avvocato padovano Emanuele Fragasso, Mirko Mestre, contrariamente alla maggior parte degli altri indagati, ha scelto di rispondere al GIP. In silenzio invece l'altro protagonista dell'inchiesta, il boss Luciano Donadio, in carcere a Parma, si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Lunedì davanti al GIP veneziano compariranno coloro che sono stati destinatari di misure meno restrittive. Continuiamo con la cronaca, le fiamme nella camera da letto, forse per una sigaretta rimasta accesa, hanno causato la morte di una badante colombiana di 52 anni nella pedemontana trevigiana. La stanza da letto avvolta dalle fiamme, le grida, chiaramente avvertite dai vicini, il tragico epilogo. È finita nel peggiore dei modi la vicenda di una badante di 52 anni di origini colombiane, Betty Ronquillo Zuniga, morta ieri sera nell'incendio della sua abitazione in via Roma, Modiago della Battaglia. Poco prima della mezzanotte la donna si sarebbe addormentata lasciando una sigaretta accesa, probabile causa del principio di incendio poi propagatosi al letto e dalla stanza intera. Svegliata di soprassalto e circondata dalle fiamme, la donna ha cercato di spegnere il rogo, ma il fumo ha rapidamente saturato il locale, facendole perdere conoscenza e asfissiandola. A dare l'allarme la proprietaria dell'abitazione, che vive al piano di sopra. Probabilmente è stata una combustione forte, ha creato un incendio, non le dico l'odore che ha fatto, sa quando uno si mette a dormire, quando uno ci resta là, no? L'arrivo dei vigili del fuoco da Conegliano, giunti sul posto assieme al SUEM e quindi ai carabinieri, purtroppo non è servito a salvare la vita alla colombiana, che giaceva a terra già senza vita. Ingenti i danni all'interno dell'abitazione, posta sotto sequestro per consentire le indagini. La 52enne, sposata e formalmente residente a Roma, assieme al marito aveva preso in affitto l'appartamento per un paio di mesi nella scorsa estate, ma poi non se n'era più andata, rimanendoci anche dopo la partenza del compagno. Viveva sola, adesso in questo momento attuale sì, e il compagno è andato da un'altra parte. E ora ritorniamo anche sul uxoricidio di Marghera di ieri. Se oggi il reo confesso non sembra darsi pace per quanto ha commesso, parlano amici e conoscenti della coppia descritta come allegra, disponibile e generosa. I dettagli allora nel servizio della nostra redazione di Venezia. Ancora non si capacita di quanto ha fatto, sembra non darsi pace Gianfranco Duini, 43 anni, reo confesso dopo aver ucciso all'alba di ieri con 6 coltellate la moglie Claudia Bortolozzo di 51 anni, colpita a morte con un coltello da cucina lungo 30 cm mentre stava dormendo nella loro casa in centro a Marghera, e che al civico 21 affaccia proprio su Piazza Mercato, dove la coppia era molto conosciuta. Ancora increduli i commercianti della zona, con cui Gianfranco e Claudia avevano anche instaurato un rapporto d'amicizia. Così Giorgio, il pasticcere conosciuto in zona per la sua somiglianza con Papa Francesco. Una persona calma, avrà avuto dei suoi problemi, però era calmo, si volevano bene, erano sempre mano a mano, gentilissima come persona. Dopo in casa non lo so cosa succedeva. A descrivere il 43enne come una persona a modo e affettuosa anche Katia, la negoziante vicina. Sembrava anzi molto più dolce e premuroso lui rispetto a lei, che era un po' più dura magari qualche volta, sinceramente. Quindi no, siamo anche noi esterrefatte proprio da questa cosa. Dello stesso parere pure un'altra commerciante, Maria Cristina. Invece lui soprattutto era di una dolcezza infinita quando veniva qua, per come noi lo conoscevamo. Dopo altrove, a casa, litigavano, non si sa, dentro le 4 mura non si sa mai cosa succede, forse i vicini potevano sapere un po' di più, però per noi venivano qua ed erano una bella coppia, un po' strana, così, un po' ingenua, sembravano apparentemente ingenui e buoni, entrambi molto così, un po' sulle nuvole. La coppia era seguita da tempo dai servizi sociali, i due si erano conosciuti infatti al centro di salute mentale di Favaro Veneto una ventina d'anni fa, da allora non si erano più separati, tanto che 10 anni fa avevano deciso di convolare a nozze.
Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Andrea Angelozzi, ha spiegato come la coppia fosse seguita da tempo da medici operatori e di come rispondesse bene alle terapie. Dello stesso avviso anche chi li conosceva da tempo. Noi li conoscevamo da 13 anni, come ho già detto in precedenza, e non ce l'aspettavamo proprio questa situazione che si è creata, ma in più anche quando venivano qua, oltre a essere gentili, erano anche molto educati, forbiti nel parlare, dolci. Ha fatto anche dei regali a noi, caro, a Natale, ci ha fatto degli orecchini, ce li ha portati con l'augurio di Natale, quindi una persona, infatti siamo tutti esterrefatti perché l'ultima persona che potevamo pensare che potesse fare una cosa del genere, ecco, quindi è stata dura. Ci sono i primi 2 indagati per il disastro di giovedì mattina sull'autostrada del Brennero, con una serie di tamponamenti nella nebbia tra Nogarole Rocca e Verona Nord che hanno causato un morto e 41 feriti. Sul registro degli indagati sono stati iscritti 2 automobilisti accusati di aver investito Dino Ghezzi, il pensionato 68enne di Parma, travolto dopo essere sceso dalla sua auto che era rimasta coinvolta in uno dei tamponamenti in serie. Il numero degli indagati sembra destinato a aumentare, in quanto su entrambe le carreggiate della A22 si sono registrati complessivamente 22 sinistri e 35 feriti sono tuttora ricoverati negli ospedali di Verona e provincia e a Mantova. Il più grave dei feriti è un camionista che ha subito l'amputazione di una gamba. Si susseguono intanto gli assalti ai bancomat, dopo i 2 nel giro di una settimana nel Vicentino. Questa volta è toccato a un istituto di credito di Campodarsego nell'Alta Padovana. Bancomat fuori servizio. Il cartello che si sono ritrovati davanti i clienti era chiaro. Nella notte una banda di malviventi ha tentato l'assalto all'erogatore di contanti della banca di credito a 2 passi dal centro di Campodarsego. Un colpo fallito per l'entrata in funzione dell'allarme della banca, tanto che gli assalitori sono fuggiti a mani vuote. Sul posto i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Indagini sono in corso e setaccio tutte le telecamere della zona. Intanto in mattinata in via Caltana andava così. È in coda? Sì. Sapeva che cosa succede? No, non sapevo, sto qua di passaggio e ho visto il bancomat fuori servizio, adesso aspetto l'altro. Un assalto condotto con le modalità ormai note, non l'unico nel giro di una settimana. Nella notte tra martedì e mercoledì nel mirino un'altra banca di credito a Mussolente nel Vicentino. Anche qui il colpo è andato a vuoto. 7 giorni fa l'esplosione si era verificata ancora una volta nella provincia berica, al bancomat di un istituto di credito di Creazio. E ora andiamo avanti parlando di politica, intanto con la crisi nel comune di Rovigo dopo le dimissioni di massa dei consiglieri comunali e la caduta del sindaco Bergamina. Lunedì Consiglio nazionale della Lega che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti dei consiglieri del Carroccio che si sono dimessi. Sentiamo. Lunedì ci troviamo a Padova con un direttivo nazionale, là prenderemo le nostre decisioni e saranno le nostre valutazioni sul comportamento di questa vicenda da parte dei nostri consiglieri comunali. Lunedì sarà il giorno della resa dei conti nella crisi del comune di Rovigo, dopo che giovedì sera 22 consiglieri su 32, tra cui diversi esponenti del Carroccio, si erano dimessi, facendo di fatto finire l'amministrazione leghista del sindaco Bergamina, che a fine gennaio aveva sciolto la giunta. Una vicenda che era stata seguita sin dall'inizio dai vertici nazionali e federali del partito e che Gian Antonio Darè legge così. Una sfiducia, diciamo, nell'operato, ma l'operato del sindaco deve essere coordinato e coadiuvato dai consiglieri. Era una maggioranza variegata con tante liste civiche, quindi non sicuramente a monoblocco Lega. Abbiamo invitato i nostri consiglieri comunali di Rovigo a dare continuità a questa amministrazione, non è stato così, ci sono 3 milioni di euro per poter fare opere pubbliche, non si è voluto fare questo. Chi ha fatto questa cosa se ne assumerà le proprie responsabilità. Potrebbero essere presi dei provvedimenti nei confronti di questi consiglieri che hanno fatto cadere Bergamina? Ma sicuramente ci saranno dei provvedimenti, ma la valutazione viene data al Consiglio nazionale.
Una situazione complicata, a poco più di 3 mesi dalle elezioni, con al momento quella che sembra essere l'unica certezza. Potrebbe ricandidarsi Bergamini? Assolutamente no. E ora apriamo la pagina sull'autonomia. Doveva essere una settimana decisiva quella che si sta chiudendo, invece il termine perché l'intesa tra governo e regioni si concretizzi sembra slittare sempre più avanti. Il Premier Conte aveva parlato di settimane, mesi. Oggi proprio da Verona il Vice Premier Matteo Salvini, possiamo vedere il sito del Corriere del Veneto, parla di chiusura entro l'anno, quindi questo termine si sposta ancora. Di autonomia aveva parlato oggi in collegamento telefonico con noi proprio Gian Antonio D'Arè, segretario nazionale del Carroccio, che sentiamo in quelle che sono le richieste del Veneto al governo. Una parte dei 5 Stelle sta frenando questo progetto di autonomia, perché ricordiamoci che i 5 Stelle del nord la vogliono, quindi è un problema interno al movimento politico 5 Stelle e naturalmente quelli del sud, perché vedono nell'autonomia un impoverimento delle risorse per i sud, il che non è vero. L'autonomia si farà perché è uno dei 10 punti sottoscritti da Di Maio e da Salvini, quindi è un punto imprescindibile per quanto riguarda la parte della Lega. E adesso, come noi abbiamo accettato il reddito di cittadinanza, adesso loro devono accettare l'autonomia. Altrimenti rischia di saltare il patto di governo. È chiaro, il patto di governo nasce su quei 10 punti e quei 10 punti, se non passano, salta il governo. E dunque i tempi, pur naturalmente ragionevoli, in cui questo accadrà non sembrano essere un problema all'interno del Carroccio, anche perché altre regioni, ha detto il Vice Premier Salvini, stanno chiedendo la stessa autonomia che chiedono Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Dovesse essere entro l'anno sarebbe dunque comunque positivo. Salvini ha detto la Lega al governo è garanzia che l'autonomia ci sarà. Il governatore Luca Zaia ha parlato di ottime e pienamente condivisibili parole, ha detto hanno un doppio valore perché espresse da un rappresentante di una forza politica determinante dell'attuale governo del Paese e un esponente autorevole dello stesso esecutivo. Il fatto che si usi un concetto come fare le cose fatte bene, ha detto Zaia, è testimonianza della volontà di muoversi nella stessa direzione indicata dalla nostra regione. Sono anch'io convinto che questa è un'opportunità vera da nord a sud, un'occasione imperdibile per far partire la riforma del nostro Paese, lasciando il conservatorismo, mettendoci alle spalle la preistoria per realizzare quella metamorfosi attesa verso uno Stato moderno e federale, ha detto Zaia. E intanto da Padova il costituzionalista Mario Bertolisi conferma un percorso che necessita di pazienza e determinazione. Bisogna sapere che è un percorso difficile, che non ha precedenti, non siamo mai riusciti a concludere nulla, che di fronte ci sono gli apparati centrali che naturalmente esercitando le competenze le vogliono trattenere, è perfettamente umano, in linea con l'istinto di sopravvivenza. Il costituzionalista Mario Bertolisi invita alla pazienza e alla determinazione. Portare a casa l'autonomia del Veneto non può essere un percorso facile. Bertolisi non si stanca di ripeterlo, con una riforma del genere è fisiologico incontrare delle resistenze. È difficile, perché scrivevano sulla patria del Friuli del 1946, Roma non molla se non quando è messa alle strette, e poi dicevano ancora, è una considerazione umiliante, ma purtroppo bisogna farla. Che le resistenze siano molto forti non solo sul piano politico ma anche accademico lo ha testimoniato il dibattito sull'autonomia che a Padova ha ospitato il costituzionalista napoletano Matteo Villone, secondo il quale il rapporto tra Stato e Regioni può essere limato ma non stravolto. Respinta con forza anche l'affermazione di Zaia, secondo la quale l'autonomia porta ad una responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'uso delle risorse. Ma io invito il Presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi se non si responsabilizza abbastanza lo portiamo a Piazza Mercato e gli tagliamo la testa. Bertolisi respinge invece l'idea che la riforma crei cittadini di serie A e di serie B, al contrario adatta le amministrazioni alle esigenze. Il comunello più infimo di 150 abitanti ha le stesse competenze del comune di Milano e di Roma. Le pare che sia una roba sensata?
Le pare che regioni con economie diverse, strutture sociali diverse, imprenditoria diversa debbano avere le medesime competenze, eccetera. Questa è una soluzione di carattere napoleonico oppure che c'è io, erede del bandito Procusto che voleva tutti della stessa misura. L'attenzione è tutta rivolta al Parlamento italiano. Secondo il motto di Rocco, quando il Padova navigava nelle parti alte della classifica, palle lunghe pedalare. Ci fermiamo per qualche istante, torneremo per parlare di smog tra poco. Eccoci di nuovo in diretta col telegiornale di Antenna 3 edizione regionale. Più di 30 associazioni nel pomeriggio sull'Iston, centro storico di Padova, per dire basta all'inquinamento e chiedere interventi urgenti alle istituzioni pubbliche. Ni hao Padova, ni hao Padova. Dobbiamo salutarci in cinese ormai, ragazzi, perché Padova ha superato Pechino quanto in questa settimana per l'inquinamento atmosferico. Un applausone perché solo noi ce la dobbiamo fare. Salutiamo gli amici cinesi. Ciao! Padova più inquinata di Pechino. Salutano così i loro concittadini, rappresentanti di più di 30 associazioni riunite sull'Iston per dire stop all'inquinamento. Da quest'auto di cartone rossa fiammante esce solo vapore acqueo, assicurano gli organizzatori, ma la nuvoletta grigia che di tanto in tanto avvolge i partecipanti è ben rappresentativa dell'aria che si sta respirando in città. 9 giorni consecutivi di sforamento del livello di PM10, dati allarmanti migliorati solo in queste ore. Sono stati dei giorni veramente terribili, stiamo intervenendo ovviamente con le misure sistemiche, perché quello che ripeto sempre è che va affrontata assieme in maniera sistemica, perché l'aria non si ferma ai confini comunali, e anche con misure emergenziali in questi giorni. L'aria che respiriamo nuoce alla salute, nuoce in maniera acuta come in questo periodo e nuoce in maniera cronica, perché sono ormai 18 anni che di fatto la nostra città è costantemente sopra i limiti di legge. La nostra città, così come tutta la pianura padana, lanciamo un appello per delle politiche molto più incisive e più efficaci contro l'inquinamento, e quindi bisogna contrastare ad esempio il traffico automobilistico e promuovere un trasporto pubblico più efficiente. E poi stop al consumo di suolo, chiedono le associazioni, presenti anche gli studenti universitari. Siamo qui oggi perché ci siamo rotti i polmoni, come dice quel cartello appeso, perché non ne possiamo più di svegliarci la mattina alle 8 per arrivare a lezione e avere i polmoni pieni di polveri sottili, non ne possiamo più di passare per le vie del centro e avere ogni giorno un inquinamento crescente nella nostra città. Padova soffoca e finora si è fatto troppo poco, il grido d'allarme lanciato dagli Stone, dove le associazioni bocciano anche la politica degli allarmi rosso, arancione e verde, adottata lo scorso autunno. Giorno dopo giorno lievitano i fondi per l'operazione del piccolo Giovanni, il bimbo che domani sarà ospite d'onore allo stadio mercante di Bassano. Continua senza tregua la corsa alla solidarietà per aiutare il piccolo Giovanni, il bimbo di Piazzola affetto da una grave malformazione alla gamba destra sin dalla nascita. Voi telespettatori avete risposto all'appello lanciato attraverso le nostre telecamere da mamma Erika per raccogliere fondi perché Gio sia sottoposto a un costosissimo intervento chirurgico in Florida che gli permetterà di camminare e correre come i suoi coetanei. Al nostro microfono Erika ha chiesto il vostro aiuto. Pensate che solo l'altro giorno vi avevamo dato conto dei soldi raccolti in pochissimo tempo. Volevo aggiornarvi della situazione appunto economica di Giovanni. Nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14.000 euro. Oggi siamo arrivati a 54.000 euro. Ora dopo ora i vostri contributi crescono. Obiettivo è raggiungere quota 400.000 euro. Domenica Giovanni e la sua famiglia saranno ospiti d'onore al mercante per assistere alla partita che i giallorossi disputeranno contro il Bessica. 2 squadre avversarie unite per aiutare quello che è ormai diventato il nostro Gio. Non solo l'intero incasso della partita sarà devoluto al piccolo guerriero per sostenere l'intervento, ma anche il Bessica ha raccolto fondi per lui. Ma
mamma Erika porterà anche dei biscotti, i famosi biscotti di Joe, di cui vi abbiamo parlato nei nostri servizi, che saranno consegnati, previo contributo, sempre pro operazione, e i fedelissimi raccoglieranno altri fondi. Insomma, sarà un'azione combinata su più fronti, massiccia, forte. Protagonista Giovanni, che su iniziativa della nostra emittente darà il calcio d'inizio al match FC Bassano-Bessica. Che vinca il migliore, di certo la vostra solidarietà ha già stravinto una grande partita. La trevigiana Alessandra Cortesia, classe 2000, residente a Santa Lucia di Piave, diventerà alfiere della Repubblica. È stata scelta assieme a altri 29 ragazzi distinti come costruttori di comunità attraverso la loro testimonianza, il loro impegno e le loro azioni coraggiose e solidali. È stata vittima di bullismo quando era a scuola, ora invece ballando, allenandosi 4 ore al giorno ha acquisito fiducia in se stessa e la spinta a ribellarsi, a non subire più, e ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Buenos Aires. Incontrerà il Presidente della Repubblica Mattarella, da cui riceverà questo importante attestato, insieme anche ai bimbi di Baone nel Padovano. Li ricorderete che si vaccinarono per proteggere un compagno di classe immunodepresso. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi, augurarvi una buona domenica e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio, sul Veneto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -3 e -1 grado, massime comprese tra 7 e 8 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota, sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -2 gradi, massime comprese tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, con venti in attenuazione. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.